Vas Porčinj, Porcuš po italijansko in furlansko, je majhna vas, gorska vas v občini Ahten-Atimiš. Porčinj je zares neka posebna vas, četudi je majhna in sada je ostalo zelo malo ljudi, se je spominjamo za tri stvari. Prvo, da je leta 1477 mojster Andrej iz Škofje Loke zazidal presbiterij cerkve svetega Janeza Krstnika in svete Lucije. Tiste leto je slovenski mojster imel kar 4 gradbišča, je zidal 4 cerkve tle v naši Benečiji. Tisto gor v Porčinju, v Landarski jami in v Briščah. Ta četrta je morala biti prav tle v Landarje, ta stara cerkev svetega Silvestra, kjer smo všafali ostanke tele cerkve, neke kipe in neke kolone, ki so prav od tistega časa. Drugo je Porčinj znamenita vas, kjer naj bi se leta 1855 prikazala Mati Božja neki čičici, neki deklici, ki se je klicala Terezija Duš. To se je zgodilo 3-krat meseca septemberja. Lepo in zanimivo je, da ljudje iz Porčinja se spominjajo na tiste dogodke in še do nas njih pravnuki, ljudje iz Porčinja, pravijo le tisto zgodbo z istimi besedami. Lepo je, da so ohranili tele spomin in da so dali zgraditi že malo let potlej kapelico dol v dolini, kjer naj bi se prvikrat prikazala Mati Božja. Čudno je pa, da tela zgodba se je zgubila, se je bila pozabila. Samo ljudje iz Porčinja so ohranili tele spomin. In ljudje bližnjih vasi, ki so poznali telo zgodbo. Verjetno so hteli pokriti vse tole, kjer naj bi Mati Božja govorila po slovensko. In so telo čečato peljali tako v Vidan, v zavod svetega Luigija Škrožopja, in je umrla, ko je imela samo 25 let. Toletle je pa ostalo v spominu ljudi in od kakšnega desetletja so začeli spet študirati teli fenomen, tele prikazovanja, so objavili več knjig, še posebej torej je usluga nekega duhovnika iz Trsta, Gamberonija, ki je preštudiral tele zgodbe in objavil, kako se je zgodila, in je objavil predvsem pričevanja ljudi. In zanimivo je, da vsi ljudje, ki pravijo o telem dogodku, ponavljajo le tiste besede. Ni nobene razlike, da bi jali ne Adam prave norječ in drugi. In toletle je dokaz, da kjer posebnega se je zgodilo v tistem letu v Porčinju. Tretja stvar, za katero se spomnimo na Porčinj, je pa tista tragedija, ki se je zgodila konec druge svetovne vojne, se pravi 7. februarja 1945, je bila tragedija, kjer so se ljudje, partizani recimo, ki so se bili morali boriti proti nacistom, in njih podrepnikom, so se med sabo vojskovali. To predstavlja veliko
tragedio u italijanski rezistenci. Mam rado vam povedati to štorijo na posebno, ki se je učila na Porčinju. Porčinj je na vasica Mikana, na ore. Dordol se vidi lijepo Cilferju. Je dan lijep koščić zemlje, tak se je odprla ta štorija. Protagonista je Tereza Duš Balušova. Z njo je žena, lijepa žena. In cela vas se interesa anche za to štorijo. Nekadakar je prišlo do uha Gospoda, so šli po to ščico, na Porčinj, a jo so pejali tjevče dat. Tjevče dade se je fundala, po našem, se je fundala ta štorija. Majdan ni vedel več, kje je ta ščica, kje je tjevče dade, kako finitla ta štorija. Je prišel dan Gospod, an je počnu prašovati ljude, je videl to kapelco, an je dal vedati, kako fini, kje je bila Tereza Duš, potom, ko jo so pejali Gospodje tjevče dat. Poslušajta. Sveta Marijica na Porčinju. No nedeljo Katina je jala njih keratice. Tarzinca, tle je srpan košić, nas je tu dol dolino otrok, pono malo travek je nimam rad. Čečica je vzela košić, srp, ne zvoju, ma je šla eto, ki jo je mama poslala. Do doline se je dol sprenila za počret sejče travo, ker po času na roka je vzela srp von z nje rokicah. Tarzinca se je zadrla in je videla no lijepo ženo, ki je jala. Se nedela tu nedeljo, se nima bleštemati, morata delat postan vilju, morata pjeti rožarjo po hišah. Tole moraš povedati vsem ljudem, Tarzinca. Čečica je merkala ustrašeno to ženo, ki je pravila to, ki je pravil, še na to spod pri Londrine. Srpa ni imela vitjona, koš je bil prazen, a mama doma je čakala travo. Tarzinca se je čula zubljena. Ker Sveta Marija jo je videla tako zmotjeno, je vtrala dno pest trave, a je dala Tarzince, a je jala. Moraš iti domov, zato ker te trave će biti rad, za vso živino, ki ima ta tuhljive. Čečica je spolje dala, ni hodila, ker se je vrnila nazaj ohnje hiše. Ker jo je videla nje mati s to pestjo trave, je počela vekati se vje. Me ne burlajte, mama, Sveta Marija mi je jala. Sveta Marija? Ja, Sveto Marijo sem videla do v našem, do v doline. A mi je jala, ker ta travica je za vso živino k mamo, a mi je rad za dan cel dan. O, moj Bog, otrok, ko me praviš? Se motiš? Pravim, tudi sem čula in videla do v doline. A Čečica je spet počela praviti, zato ker se je odilo do v doline. Mati je ni verovala nič, a še manj oča.
Când s-o dovedali ljudi tatu novicu, s-o pocelurită că te bied dan segno, dan spomin za vjeruată. Tu asățe ne s-o pravel za druza, cosa do ženo că tarzința je vidala do doline, a un sac je ja unja. Sveta Marija je spes rijedla čečicu, a ona ji se je ravno pokumrala. So bile nasred cirkve tlati bod. Veste, mne vjerjeju, majdan mne vjerje, ću mi jedan senju, dan spomin od vas. Kako nedeljo potom, tarzinca je bila spet u cirkve pri sveti Maše. Tu nje bankalne so bile še druge čečice. Ker Maša je bila v koncu, a ljudje so šli po urad, tebo Sveta Marija se je prikazala te tretje bod tarzince. Je bila prvotarju, a zlavu je naredila senjo nire ohnje. Tarzinca vsa kontenta je jala ten druzom. Me kliče ohnje. Kje je, so prašvale te druge čičice, ki so ti le rado vidati to lepo ženo še one. Le, eto, ki je ta pajčena antipajak, ki hodi do amor pred nje kotlu. Videta. One niso vidale, ma jo so potiskale nerevor, ker ju je klicala. An Tereza je šla ohnje. Te druge čičice jo so čakale, an ker tarzinca je prišla nazaj in je pokazala roko. Te na plesme je imela upit tu kože, dan križič, ki se je laščute javor. One so merkale, ambožale te senjo na poseban. Tereza pa je tila rado obrisati ta oc. Je dopo dejala rkav za askrite, za ju ne bojo ljudje ustavljali, am prašvali. Pa ju vas je zubla paš od te dan sam. A je zubla še za kolera, ki je bil pobral že polno ljuda dolgi dne, a njenje se je pokazal še or na purčinju. Je nesel ti na te svijet mamo Antjače Terezince. Tako, ta boa hči se je obredla sama doma, se more jati. Te slabe, ante dobre novice letijo, se vije. Tlata od Svete Marije je prišla tu uha še Veškulu, ki je ravno poslug Telunha Čedajska or na purčini ledat, ko andoste je res od tak se pravi. Telunh je prašil tarzinco na tanko, kje, kako, kje. Ankea je vidala do doline, a no v cirkve. Ona je lahko povedala to, ki je čula in videla. Telunh ni videl lažnice tute hčer. Je vjeru, a je povedal Veškulu vse to, ki je čul tor. Kak dan potom, dan drugo sput je šel na purčini, a ju je pejul žnjen til čedat. An za dolgi dan tu ospicijo od otrok, teh zapuščenih. An padre Luigi Scrosopi, an njamunije so pobirale po potah. Nas, te ospicijo se kliče Collegio Provvidenza. Padre Luigi Scrosopi je vzel tarzincu pod njaperence, zato ko ona je bila te dan titjac, božica, ni znala ne brat ne pisat, ni znala ne besede per Taljan, ne po laškem. An hiša, tak jo so pripeljali, je bila tako velika, ka not se bala se zobiti. Tute hiše je stala 4 leta,
anzi jena vadila puno reči. Eto, su quasale da nima pravete za to lijepo ženu, ki je videla nima kazati križiča majnemu. Tarzinca je imela 15 let, ker je šla za deklo tu na bogato hišo do Vinne, ma ni stala dolgo, on z nje ne zda. Se je vrnila nazaj in je vprašala direktorja, come narediti za biti munija še ona. No samo riječ se je bala. Se je bala ne znati brati oficaha te druge munije. Pa je sveta Marija je obetjala nje pomoč. Biješ lahko za munijo, zato ćeš znati brati per latin te druge munije. Padre Luigi Scrosopi je poslu prejo v Orzano se nabirat do morflada, da ni se nastave zdravja, kaj je imela malo. Ma tu ni pomalo dosta. Zati ju je poslu tiu Cormons, tu noviziato, vse lih. Povsem Tarzincu so tjel rado, zato ker je bila bruna, je bovala, je bila ponižna, a je pila te dana njuvac. Še ti v Cormon se ni stala dolgo. Ni mogla stati, ker ni imela zdravja. Allora padre Luigi Scrosopi ju je tu mijet pod očama do Vinne, tu nja ospicjene. Te dan dobro tja ju je hodil gledat večkrat podne v infermerijo, eto, ko so le dali oščepat. Ker je stala na morbojši, padre Luigi je sturo narediti vestizione. Te, ki pravi dan dokument, che direttore pisugna roku, tena elenco novizie, anche dir 1868, settembre 14, Dus Teresa, Suor Osanna Maria. Tarzinca se je dala Bogu, an od te Bocan je sprejela no druge ime. Se je klicala Suor Osanna Maria. Ona je li dala biti te druge mumijece, ma se je vidalo dalečama kot tu nje, je bila kakarična posebna. Je zaboljela močno, a je umrla, ker ni imela 25 let. Nas se ledašnje, kje počuvajo nje koščice. Il paese di Porțus, in sloveno Porcin, si trova nella parte alta del comune di Artemis. È un paese dove si parla ancora, gli anziani parlano ancora il dialetto sloveno, ed è ricordato questo paese per 3 avvenimenti. Prima di tutto per il fatto che lassù lavorò nel 1477 l'architetto sloveno Andrea di Škofja-Loka, un architetto noto in quei tempi che ha lavorato sia nella Valle dell'Isonzo che nelle valli del Natisone. Nel 1477 aveva ben 4 cantieri in questa zona, a Porțus, nella grotta di Antro, a Briskis e molto probabilmente anche qui nel paese di Antro, dove costruì o ricostruì la chiesa di San Silvestro. L'architetto è noto per il suo stile tardogotico caratteristico che proviene da molto lontano, addirittura da Praga, che poi si è trapiantato in Slovenia, a Kranja, Škofja-Loka e finalmente nella Valle dell'Isonzo e nella nostra Venecia. Il secondo fatto riguarda le apparizioni della Madonna
ad una bambina di 10 anni che si chiamava Teresa Dus nel 1855. Queste apparizioni si verificarono nel mese di settembre di quell'anno e sono state, diciamo, sono rimaste nella memoria dei paesani che le conservano ancora e immediatamente dopo hanno fatto costruire una cappella nella Dolina, cioè sul prato dove avvenne la prima apparizione, mentre le altre due avvennero nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e Santa Lucia. È molto interessante il fatto che tutte le testimonianze che sono state raccolte in questi anni, in particolare da Don Carlo Gamberoni, che ha pubblicato numerosi libri su questi fatti, coincidono pienamente e non differiscono neanche per un fatto, per una parola. Che si creda o no a questi fatti soprannaturali, queste apparizioni rappresentano un fatto straordinario per questo paese, anche perché ed è stato dimostrato che la Madonna non poteva parlare se non nel dialetto sloveno locale, perché la bambina era analfabeta e la sua unica lingua era il dialetto che aveva imparato a casa. Il terzo avvenimento di Portsūs, tragico, è stato l'eccidio che avvenne alle Malghe di Portsūs. Si chiamano Malghe di Portsūs anche se quel territorio si trova in comune di Faedis, ma i proprietari erano di Portsūs, per questo viene nominato il paese. Si tratta di una tragedia che si è verificata all'interno della resistenza italiana, un fatto incomprensibile, tragico, vale a dire che quanti combattevano gli occupatori tedeschi, nazisti, i loro sostenitori italiani, no, si sono divisi per questioni ideologiche e la parte rossa, diciamo, ha cercato di eliminare la parte bianca. Non è qui il caso di analizzare, di approfondire le motivazioni di questo eccidio, fatto sta che rimane come una grossa macchia nella storia della resistenza italiana. Ho piacere di raccontarvi una storia meravigliosa che è successa a Portsūs. Portsūs è nel comune di Artemis, si trova nel comune di Artemis, in montagna, un bellissimo posto dal quale si vede tutto il Friuli. Qui è iniziata la storia di Teresa Dus. Aveva 10 anni quando è iniziata sta storia e la bambina diventa protagonista insieme a una bella signora che ha visto in un suo prato. Con lei protagonista è anche tutto il paese che gira intorno a lei, vuole sapere, raccontare, ha delle pretese e via dicendo. Non si conclude per noi. A me l'ha raccontata mia mamma e ad un certo punto la storia si inceppa. Mi diceva che sono venuti a prenderla dei sacerdoti di Cividale e l'hanno portata via, l'hanno portata a Cividale. Da lì non si è più sentito niente, non si sapeva più niente di questa bambina infortunata. È venuto a Portsūs Don Gamberoni, un sacerdote, che vedendo questa cappellina ha incominciato a indagare e scava, ci ha raccontato praticamente la seconda parte di questa storia.
Ascoltate. La Madonnina di Porzus. Una domenica mamma Caterina disse alla figlioletta: «Qui c'è il falcetto, devi andare nella dolina a tagliare un po' di erba per le mucche che non mi basta». La bambina prese la gerla, il falcetto e non volentieri, ma andò dove la mamma la mandava. Si era giusto chinata giù per cominciare a tagliare l'erba quando una mano leggera la fermò. Le prese il falcetto e una bella signora le disse: «Non lavorare di domenica, non bestemmiare, ma digiunare e fare astinenza, e si deve pregare bene il rosario nelle famiglie. Questo devi dire, Teresina, ai tuoi paesani». La bambina guardava sorpresa la signora. Il falcetto non l'aveva più lei, la gerla era vuota e la mamma a casa aspettava l'erba. A questo punto la signora strappò una manciata d'erba e la porse a Teresa dicendo: «Puoi tornare a casa ora, quest'erba che ti do basterà per tutto il giorno alle tue bestie». Sparita la signora, Teresina tornò da sua madre volando. Quando la madre la vide con la gerla vuota, la sgridò e la bambina la informò di ciò che aveva visto e sentito nella dolina. La madre non le credette, né il padre, e tantomeno i suoi paesani quando vennero a sapere la cosa. Teresina piagnucolò con la signora la volta seguente quando la vide, perché la gente la credeva fuori testa. Anzi, disse che i suoi paesani volevano un segno da lei. Qualche tempo dopo, di domenica, Teresina era in chiesa per la messa con tutto il resto del paese. Si trovava nel banco con altre 2 compagnette. La messa finì e la gente se ne andò. Teresa allora vide la signora presso l'altare che la chiamava vicino a lei e lo disse alle compagne, le quali chiedevano dove fosse la bella signora, perché anche loro avrebbero voluto vederla, ma nello stesso tempo la spingevano ad andarle vicino, dato che la chiamava, e Teresa andò da lei. Le altre bimbe aspettavano che tornasse. Tornata giù dal coro, Teresa mostrò loro il dorso della sua mano, dove la bimba aveva in segno incisa una crocetta che splendeva come l'oro. Le compagne di Teresina accarezzavano quel segno guardandolo ammirate, mentre essa tirava giù la manica per nasconderlo. Per ultime uscirono loro 3 dalla chiesa. In paese, quando si seppe, non si parlò d'altro. Inoltre, anche a Porzus arrivò il colera, che aveva già devastato la pianura, e anche Teresa rimase sola perché questo flagello le portò via parte della famiglia, compresi i genitori. Le brutte e le belle notizie corrono, come si sa. Questa storia della Madonna arrivò nelle orecchie del vescovo, che inviò subito il canonico a Porzus, il canonico di Cividale, ad indagare. La piccola venne prelevata e portata a Cividale in un primo momento, poi a Udine. Qui venne affidata a padre Luigi Scrosoppi, che a quel tempo, con le suore da lui fondate, raccoglieva i bambini abbandonati, orfani di guerra, del colera e della cattiveria umana. Padre Luigi la prese sotto le sue ali in quella casa che poi si chiamò Collegio Provvidenza
e che a Teresina pareva così grande da temere di perdersi dentro. Non sapeva né leggere né scrivere, non una parola in italiano o in friulano, e padre Luigi avrebbe voluto istruirla, ma era così debole che temeva per la sua salute. Le raccomandò di non mostrare la crocetta avuta sul dorso della mano dalla Madonna e di non parlare della visione avuta a Porzus per proteggerla ulteriormente. Era quello il periodo storico dell'anticlericalismo. Raggiunti i 15 anni, quando, forse per far perdere le tracce di questa giovane, padre Luigi Scrosoppi, ora San Luigi, la collocò presso una famiglia udinese, dove però non rimase a lungo. Tornò al nido e chiese di diventare suora della provvidenza. Teresa temeva solo di non saper leggere, di non essere in grado di cantare i salmi dell'ufficio con le altre suore. La Madonna la rassicurò. Teresa era debole e delicata. Così padre Luigi la mandò a Orzano e in campagna a ritemprare le sue forze, poi in noviziato a Cormons. Dappertutto Teresa veniva amata perché obbediente, disponibile e soprattutto perché pregava come un angelo. Anche a Cormons non rimase a lungo perché la sua salute era delicata ancora di più e padre Luigi la voleva avere sotto i suoi occhi. La fece ricoverare nell'infermeria dell'ospizio di Udine. Quando Teresa si riprese un po', padre Luigi Scrosoppi le fece fare la vestizione, come testimonia un documento che egli stesso stilò questo. Elenco novizie, dice. Questo elenco novizie dice 1868, settembre 14, Dus Teresa, Suor Osanna Maria. Teresa si consacrò a Dio e da quel giorno assunse il nome di Suor Osanna Maria e tra le sue consorelle era davvero un esempio da imitare, sebbene cercasse di essere in tutto come le altre suore. Si vedeva a distanza che in lei c'era qualcosa di molto diverso. L'ufficio lo cantava come un angelo, come le era stato promesso. Padre Scrosoppi avrebbe voluto colmare la lacuna dell'analfabetismo, ma ciò gli fu impossibile per le condizioni di salute precarie della veggente. Quando morì Teresa, Suor Osanna Maria non aveva ancora 25 anni. Era l'anno 1870 e oggi non si sa ancora dove riposino le sue ossa.